Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli occidentale in primo piano. Dopo i 10 pensionamenti da parte di poliziotti della questura di Pordenone, di cui abbiamo dato notizia ieri, ce ne sono altri 8 da qui alla fine dell'anno. Ma ci sono anche delle buone notizie, perché a primavera dovrebbero arrivare 10 nuovi agenti. Ce lo anticipa in questa intervista Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'UGL FSP. 10 persone hanno lasciato per limiti d'età la Polizia di Stato nella questura di Pordenone. Attenzione però che altri 8 saranno i colleghi che all'interno del 2018 lasceranno il servizio. Una voce dei corridoi del Ministero dà per scontato almeno l'arrivo di altre 10 persone. Questo insomma a garantire la sicurezza di cui la città di Pordenone ha bisogno, soprattutto in questo momento. Che tipo di uomini saranno quelli in arrivo e quando li vedremo a Pordenone? Sono 10 colleghi che usciranno dalla scuola alla fine di marzo e sicuramente dopo la festa della polizia che si svolgerà la prima settimana di aprile saranno dislocati chiaramente nel nostro territorio. La situazione nel resto della regione? Udine con 29 pensionamenti nel 2017 e altri 28 pronti nel 2018, così come l'organico di Trieste che comunque dal 2009 ha un organico con il segno negativo di 250 uomini. Si è sentito parlare di un aumento di 140 euro al mese per gli uomini del comparto sicurezza, ma lei ha smentito. Dopo 9 anni l'aumento mensile netto che arriverà nelle buste paghe degli uomini del comparto sicurezza ammonta a 44 euro netti di aumento. Credo che il governo abbia rispecchiato il periodo carnevalesco.